Un ricorso formale al Capo dello Stato in alternativa al Tribunale delle Acque contro il via libera alla nuova centralina idroelettrica sul torrente Vajont ormai a rivolta, perché quando si parla di Vajont il valore morale non può passare in secondo piano. L'hanno ribadito i cittadini presenti all'Assemblea Pubblica alla Sala Popoli d'Europa, che hanno espresso contrarietà all'opera, i cui benefici, anche volendoli monetizzare, sarebbero risibili per tutti. Netta la posizione del Comune di Longarone. Se questa è un'opera interamente privata, noi non possiamo permettere la realizzazione. L'autorizzazione che è in mano a chi ha la concessione, quindi al privato, dà delle possibilità comunque di ricorsi al Tribunale delle Acque per poter anche ripartire con la valutazione di impatto ambientale, e dall'altro l'estrema ratio è un ricorso al Presidente della Repubblica, che può intervenire in questi casi qualora ci siano delle motivazioni reali e soprattutto ci sia una sensibilizzazione delle comunità. Il progetto privato è blindato anche perché la Regione Friuli Venezia Giulia ha deciso di non vincolarlo alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Noi non vogliamo metterci contro nessuno, però un intervento di utilizzo di quelle acque a scopi strettamente privatistici non può essere accettato né dall'amministrazione comunale ma né dalle nostre comunità. Tecnicamente, afferma Padrin, ospite a Ring, non ci sono ostacoli, ma la mobilitazione può certamente favorire un percorso diverso a fronte degli oltre 1900 morti di 63 anni fa. Ma la storia si ripete. Lo si è visto con la lunga battaglia contro la realizzazione dell'invaso sul Vanoi, voluto dal Consorzio Bonifica Brenta per portare acqua alla pianura assetata. Sembra che finalmente siamo alla parola fine, perché il Consorzio finalmente ha una posizione per ritirare il progetto e per non portarlo a conclusione. Comunque, se dovesse andare avanti, certamente le nostre comunità hanno già risposto in maniera assolutamente negativa. La partita deve essere chiusa in maniera definitiva, sia per noi che per la provincia di Trento, per cui attendiamo trepidanti questo momento.